vengono consegnati, rebellato, assieme alla videocamera vengono consegnati anche dei regali, degli omaggi per tutti i ragazzi. Vediamo adesso il progetto Il governo del territorio dell'Istituto Belzoni di Padova. Riceve il premio il professor Andrea Gobbin e premia la dottoressa Carmela Palumbo, dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale. Il premio è sempre la videocamera che avete visto. Belzoni. Adesso è la volta del progetto Una società per la cooperazione dell'Ipsia di Conegliano. Riceve il premio il professor Salvatore Aquino, premia il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Alberto Tesserini. È la volta Andiamo con il progetto Un tram chiamato Desiderio dell'Istituto Ragazzonisti di Padova. Riceve il premio il professor Enrico Marchetto. Premia il presidente dell'associazione ex consiglieri Aldo Bottini.